Allora, va bene, salve a tutti e a tutti. Questa è la conferenza stampa di presentazione di Diritti al Cuore. La manifestazione contro l'omofobia, il razzismo e il sessismo che è arrivata al suo quarto appuntamento in città. Il quarto, il primo è quello del 2009, poi c'è la pausa del 2010 e questo è il quarto. Che come vedete nel nome abbiamo aggiunto anche un acronimo che è DOC, che non vuol dire denominazione di origine controllata, anche se quello doveva essere il richiamo, ma vuol dire diritti, orgoglio e cittadinanza, che è il motto scelto quest'anno. È un motto che vuole anche simboleggiare il salto di qualità che Diritti al Cuore vuole fare, che non vuole più essere una semplice testimonianza di contrarietà all'omofobia, al razzismo e al sessismo, ma vuole proporre anche una strada da seguire per contrastare realmente tutte queste forme di discriminazione o qualsiasi forma di discriminazione, dove non basta la semplice solidarietà, non basta la semplice condanna, ma bisogna iniziare anche un processo su due livelli. Uno è quello legislativo, quello di riconoscimento di tutti i diritti oggi negati, quindi abbiamo parlato per questo di diritti di cittadinanza, di diritti negati quindi per arrivare al riconoscimento della piena cittadinanza di tutti. E poi c'è un piano diciamo che è socioculturale, che prevede la formazione dei formatori, ma anche di tutto il personale che lavora nell'assistenza sociale e sanitaria, rispetto alle differenze, nell'ottica della creazione di una cultura del rispetto e della responsabilità. E abbiamo inserito delle rivendicazioni che noi crediamo basilari e che speriamo che vengano recepite immediatamente dal Parlamento, visto che da anni se ne parla e visto che questo Parlamento sembrerebbe un po' più disponibile e aperto rispetto a queste tematiche. Speriamo che a prescindere dal governo nel Parlamento si riesca a far passare finalmente tutti quei disegni di legge che sono chiusi nei cassetti da anni. Sono diciamo delle rivendicazioni simboliche che riguardano tutte e tre le tematiche, e sono l'estensione del matrimonio anche alle coppie omosessuali, la regolamentazione giuridica di tutte le forme di convivenza etero ed omosessuali, l'estensione della legge Mancino ai casi di omo e transfobia, una serie di norme per un reale contrasto del femminicidio, la cancellazione del reato di clandestinità, una legge sulla cittadinanza per i migranti e la semplificazione del procedimento di riattribuzione del sesso e di cambio di nome per le persone transessuali, logicamente. Allora io direi che possiamo approfondire le singole tematiche. Ne parleranno Barbara Tetti del Movimento Omosessuale Sardo, Ibrahim dell'associazione Yakara e Letizia Tede di Noi Donne 2005. Inizio io? Io leggo perché non sono così brava a parlare a braccio e vado in tilt e mi metto, devo dire. Insomma, io parlo del problema dell'omofobia. L'Italia è il paese dell'Unione Europea con il maggior tasso di omofobia sociale, politica e istituzionale. Poi negli ultimi giorni in Italia ci sono state delle diverse aggressioni omofobe e anche violente a Roma, ad Arezzo e Palermo. Probabilmente che seguono anche quella che è avvenuta in Francia nei giorni scorsi nei confronti di un cittadino olandese che è stato picchiato selvaggiamente, e questo in Francia a ridosso dell'approvazione dei matrimoni gay. Questa è stata probabilmente innescata da uno scontro ideologico che è stato alimentato sia dalle associazioni cattoliche che dai partiti di destra, che hanno esasperato
questo momento politico, e la destra italiana ne ha approfittato. Ci sono stati alcuni della destra che sono andati a protestare in un sit-in davanti all'ambasciata francese in difesa della famiglia, secondo loro. Questa difesa strumentale che hanno fatto della famiglia contribuisce ad alimentare il clima di odio che c'è in Italia, e soprattutto una coscienza di impunità che hanno quelli che fanno queste aggressioni omofobiche, visto che c'è questa mancata estensione della legge Mancino. Queste aggressioni, per esempio di Roma, sono stati arrestati prontamente dai carabinieri, però rilasciati subito perché non esiste l'aggravante. Sinceramente noi siamo stufi di sentire i politici che dopo questi episodi di violenza omofobica condannano le aggressioni, si dicono contrari all'omofobia, però di fatto loro sono i primi che sostengono e anzi alimentano questi comportamenti, soprattutto quando negano i diritti di cittadinanza di C'è anche un progetto che è lo sport contro l'omofobia e il razzismo. Adesso abbiamo proposto questo progetto che vuole coinvolgere, diciamo, le principali squadre sportive cittadine per impegnare anche lo sport direttamente in una campagna di sensibilizzazione rispetto all'omofobia, al razzismo e al sessismo, sia perché è all'interno, molto spesso all'interno dello sport che accadono episodi molto fastidiosi, soprattutto di razzismo, insomma l'abbiamo visto nel calcio nell'ultimo periodo, ma anche perché le squadre sportive possono avere un forte ascendente, diciamo, sui giovani, e quindi, voglio dire, un loro impegno diretto su queste tematiche sicuramente aiuta una campagna di sensibilizzazione. La campagna sarà finanziata dalla Fondazione Banco di Sardegna, in parte, consisterà in scatti fotografici delle squadre intere e anche di singoli giocatori o giocatrici, fatti dalla fotografa Giusy Calia. Lo slogan scelto è fai squadra contro l'omofobia, che poi viene declinato anche nelle altre forme, quindi fai squadra contro il sessismo, fai squadra contro il razzismo. Poi c'è invece anche un video che sarebbe poi alla fine un metraggio. La sceneggiatura di questo video è stata scritta da Luca Dettodi, il regista sarà Alberto Salvucci e vedrà la partecipazione di 3 delle squadre che hanno aderito alla campagna, e lo spot sarà specificatamente sull'omofobia, e sarà poi all'interno di tutti che girerà per le scuole e verrà proiettato, insomma, speriamo. Le novità della campagna sono la Dinamo Basket Banco di Sardegna, KC Sassari Chi Estate, Ipnusa Pallamano Sassari, Basket Sant'Orsola, la Set Torres 1903 e la ASD Torres Calcio Femminile. Ma no, mi fa piacere essere qua, poter contribuire a questa causa importante, visto che anche in questo periodo, come avete precedentemente detto voi, si sono verificati episodi sia in tutto il mondo, insomma, sia che in tutto ma anche in Italia. Io posso parlare per l'esperienza che abbiamo noi nei palazzetti, si vive anche dentro palazzetti questo razzismo, odio verso le altre razze, tra virgolette, che però insomma siamo tutti uguali. Molto spesso sui giornali si parla di calcio perché è lo sport principale in Italia, ma anche negli sport minori, come può essere il basket, il calcio femminile, la pallamano, ci sono questi episodi di razzismo.
combatterli e lottare per avere parità tutti quanti, per essere tutti uguali. È stato invece poi un altro bello episodio che anche qui se ne è parlato poco in Italia, ma ha avuto importanza nel mondo, di questo giocatore di basket NBA, Collins, sì, è il primo giocatore che ha fatto questo outing, diciamo, in un periodo non facile, in uno sport dove bisogna combattere questi tabù, che sono veri e propri tabù da abbattere, che però ha dato una bella scossa al mondo e ha avuto gran appoggio dal Presidente Obama, dalla moglie Michelle, quindi. E devo dire che comunque sia, con piacere, ho visto comunque anche nel nostro mondo, sai, molte volte quando si fanno questi discorsi, scioccamente si reagisce e si prende un po' in giro nel spogliatoio, nel movimento della pallacanestro, del calcio che sia. Invece è stato una cosa come normale, insomma, presa alla leggera e come niente che fosse successivamente importante. Quindi mi fa piacere. Bisogna lottare, devo fare complimenti a voi che lottate e vi impegnate con questi movimenti e continuate così. Salve a tutti, sono il rappresentante dell'associazione IATA. Anche ho scritto il fenomeno del razzismo è sempre stato presente e tuttora resta un disagio che è da considerare sotto diversi aspetti. Generalmente quando si parla di razzismo, in realtà lo associamo soprattutto alla discriminazione verso colori di pelle diversi. Ma ciò non è del tutto esatto, perché la selezione può riguardare anche il sesso, le differenze religiose, economiche, anche se ci rifiutiamo di ammetterlo, gli handicappati o gli anziani, considerati come un peso. Da ciò scaturiscono gli atteggiamenti di intolleranza pressoché quotidiani che si verificano in molte parti del mondo e si concretizzano in vari tipi di violenza, che partono dagli gesti di scherno e delle minacce fino ad arrivare all'omicidio. Verso coloro che vengono ritenuti diversi e più di ogni altra cosa inferiore. Infatti il razzismo, oltre a riconoscere le differenze, le ingigantisce con lo scopo di dominare, legittimando così la propria superiorità. I corsi e ricorsi storici ci hanno reso chiaro quanto gravi e disastrose possano essere le conseguenze dei pregiudizi razzisti, ma a dispetto di tutto ciò questi continuano a sussistere e a manifestarsi. E poi c'è l'abitudine di parlare di questo fenomeno come di qualcosa che non ci riguarda. Sosteniamo che non è giusto, ma non diciamo che non facciamo niente di concreto per combatterlo. Io credo che anche che la vera domanda da porci sia in fondo se siamo veramente sicuri di essere veramente tolleranti e aperti verso chiunque, perché è facile fare proclami o scrivere belle frasi sul razzismo, ma bisogna vedere come ognuno reagirebbe in una situazione che lo riguarda su queste cose. E poi secondo me la cosa da fare prima per combattere questa cosa, prima è combattere le differenziazioni, insegnare ai nostri figli, perché si dice da noi che l'albero si può raddrizzare solo quando è piccolo, quindi bisogna parlare con i bambini, insegnarli e farle vedere che non ci sono differenze tra colore oppure nazioni. Grazie Elena, adesso Letizia. Buongiorno, innanzitutto
Porto il ringraziamento dell'associazione di cui faccio parte, che è Noi Donne 2005, al MOS per l'impegno straordinario che anche quest'anno pone nell'organizzazione di una manifestazione come Diritti al Cuore, che richiede un grandissimo impegno, e quest'anno ancora di più vista la ricchezza del percorso e degli incontri che preparano la manifestazione dell'8 giugno. Li ringraziamo anche per averci invitato anche quest'anno, perché per noi la lotta sui diritti è una lotta che non può che essere rafforzata dal fatto di essere portata avanti a più voci in modo corale, anche perché pensiamo che un diritto non sia acquistato, una volta che è riconosciuto sia un fatto acquisito ad unico beneficio del diretto destinatario, ma di tutta la società nel quale la persona a cui questo diritto è riconosciuta, questo diritto viene riconosciuto. Parlare di questione femminile in una conferenza stampa ovviamente, insomma, dovrò essere massimamente sintetica e posso toccare i punti che riguardano la questione femminile italiana, l'esclusione delle donne dalla partecipazione dalla vita economica. Innanzitutto io voglio dire, visto che abbiamo questo nuovo governo da pochi giorni, che la prima cosa che ci è saltata agli occhi è stato un passo indietro di questo governo. Se con Fornero le pari opportunità erano state incardinate nel Ministero del Lavoro e quindi erano diventate giustamente collegate al problema del lavoro delle donne, che è un grosso problema, la mancanza di lavoro e l'esclusione dal sistema economico comporta una serie di conseguenze anche riguardanti la violenza delle donne, che è la rivendicazione che vogliamo portare in questa edizione di Diritti al Cuore d'Occhio. Questo nuovo governo invece rincardina le pari opportunità nel ministero senza portafoglio della ministra Josefa Idem, che comprende sport e pari opportunità, come se fossero la cultura ancora un momento secondario della vita di un paese, non invece la base fondante della democrazia. Quindi esclusione dalla vita economica, esclusione che porta alla violenza, la violenza sulle donne nel nostro paese è sicuramente aggravata dalla mancanza che spesso tante donne hanno di un sostentamento economico che impedisce a queste donne di lasciare le situazioni di violenza nelle quali vivono. La violenza sulle donne nel nostro paese è un fenomeno neanche conosciuto, soltanto la punta dell'iceberg viene fuori nelle notizie di cronaca che solo adesso timidamente, se non ancora con scherno, definiscono femminicidio, che però è il termine con cui va connotato un fenomeno che ha assolutamente delle peculiarità che le distinguono da qualunque altro fatto, diciamo che abbia degli aspetti analoghi. Quello che noi in particolare chiediamo è che questo nuovo governo faccia una norma, una legge nazionale che sostenga i centri antiviolenza, che sono ormai allo stremo e che invece sono dei presidi locali a tutela delle donne. Quindi una legge nazionale che prevede il finanziamento sul lungo periodo di questi centri e che ne consenta a questi centri una pianificazione almeno triennale del loro lavoro. Ultima e non ultima, l'assenza delle donne, che forse in questo periodo che è un po' più caldo ed evidente, il problema è l'assenza delle donne dalla partecipazione politica. La rivendicazione non è chiaramente presente nei diritti al cuore, ma non possono citarlo, perché l'assenza delle donne nei luoghi in cui si decide è anche causa dell'assenza di norme che tutelino le donne. Quindi ancora sosteniamo e ricordo la necessità di una legge elettorale che garantisca la parità di genere. Io ancora ringrazio il MOS nella persona della Presidente Barbara Tetti e il massimo.
Elisabetta e sono qui a nome di Collettiva Femminista di cui faccio parte. Innanzitutto ringrazio il MOS e in particolare la sua presidente Barbara Tetti che ci ha invitato a partecipare alla manifestazione di Stiamo Cuore Doc. Noi di Collettiva siamo felici di partecipare a questa manifestazione e sosteniamo assolutamente la lotta contro l'omofobia, contro il razzismo e il sessismo. Riteniamo che queste discriminazioni facciano parte della stessa impostazione normativa e coercitiva della società. Infatti contestiamo la struttura patriarcale di un'eterosessualità obbligatoria che non ci rappresenta in quanto esclusiva a priori dei desideri e dei diritti di ciascuno e di ciascuno. Rigettiamo poi il concetto di dirigenza del comparto di famiglia che muove certa politica istituzionale in generale e questo governo in particolare. Lo riteniamo escludente, sessista, offensivo nei confronti dei saperi e delle pratiche delle donne e di chi non si riconosce in una rappresentazione di famiglia di tipo tradizionale. Ribadiamo infine che solo attraverso il riconoscimento delle libertà delle donne e degli uomini si può riuscire ad avere una società includente che tenga conto di tutte le differenze, una società in cui il diritto all'autodeterminazione sia quello di tutte e... Grazie. Stefania per il centro sociale di squadra di Cespiccio Angea di a nome del collettivo, noi intanto portiamo qui i ringraziamenti per averci coinvolti in questa lotta. Noi siamo un collettivo piuttosto giovane che aveva occupato al centro sociale l'ex Prociodio come promotore da 7 mesi, quindi è un'esperienza fresca e quindi ci sentiamo onorati per il MOS che da tanti anni in prima linea ci abbia coinvolti in questo, quindi la nostra disponibilità è totale, l'adesione è assoluta, sia per quanto riguarda la partecipazione alla manifestazione dell'8 giugno con un intervento che speriamo sia molto attivo e poi la volontà di ospitare il 31 maggio nel nostro spazio un dibattito su dei temi ovviamente attinenti alle rivendicazioni del MOS, quindi ancora siamo in fase di scelta di queste tematiche che ovviamente ci toccano a tutti e sono tematiche che sono le nostre battaglie. E poi appunto a seguito del dibattito ci sarà uno spettacolo, insomma poi i dettagli li dobbiamo ancora vedere insieme. Quindi l'obiettivo del Pangea è stato quello di, come appunto abbiamo anche scritto nel nostro striscione, occupare uno spazio per liberare alimenti. Quindi questa lotta la abbracciamo proprio perché si tratta di una lotta per la libertà delle menti, dei corpi e insomma noi ci siamo. Adesso c'è Daniela Monachella di Mar Teatro. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io il MOS che quest'anno ci ha coinvolto in questa manifestazione. Infatti abbiamo aperto la rassegna di Vita al Cuore con del PUF, uno spettacolo sulle tematiche omosessuali nel campo di concentramento, perché magistralmente è stato messo in scena da l'attrice saggia, drammaturga Francesca Farchi e da una mia collega Marta Pugliese-Giorgella. Adesso chi è venuto dallo spettacolo è andato via, ha iniziato a ridere, è andato via con delle lacrime di gioia, nel senso dell'emozione che si è provata ascoltando e godendo di questa azione teatrale è stato molto significativo. Mi collego al discorso che ha fatto Ibra sul fatto che l'albero deve essere corretto sin dall'inizio. Questo è un discorso che dovremmo fare anche tra i tanti operatori culturali, che in questo caso siamo a Sassari, siamo tantissimi. Un'operazione come questa dovrebbe essere un motore per aprirci, quindi non, passate il termine, ghettizzarci nel nostro operato, aprirci e confrontarci, perché se manca il confronto accadono le cose che purtroppo leggiamo nei giornali: intolleranza, razzismo, omofobia, proprio perché non c'è dialogo, non c'è apertura, non c'è sguardo diretto. Non sono un abile oratore, però penso di aver sintetizzato quello che mi piaceva. Ringrazio, promuoviamo questa iniziativa con grande passione e con grande orgoglio, quindi speriamo di essere ancora parte di questo progetto nel futuro. Grazie. Sono grato a Barbara perché quando mi ha coinvolto nel progetto
ritenevo appunto e ritengo che sia una cosa importante, soprattutto per chi che opera come noi, come diceva Jack, nel pallacanestro, in genere nello sport, ha il compito e ha diverse ragazze. Noi abbiamo un centinaio di ragazze che gravitano nella nostra società e molto spesso le famiglie demandano a noi, non dico l'educazione, però il contatto diretto tutti i giorni con le proprie figlie, quindi è importante il nostro ruolo, ritengo che sia importante che il ruolo venga svolto al meglio. Diciamo anche, non sono riuscito a portare nessuna ragazza perché, a differenza degli amici della Dinamo che sono nei playoff, noi siamo usciti al primo turno. Le ragazze di fuori sono tornate a casa, le ragazze sasseresi sono a scuola, all'università, lavorano, quindi ho sentito il dovere di venire io personalmente. Vi ringrazio, vi saremo di sostegno sicuramente perché ritengo appunto che sia importante. Contate su di noi, avete il massimo appoggio da parte nostra. Per quanto possiamo fare siamo a vostra disposizione, ecco. Con le più giovani, con le meno giovani e con tutti i dirigenti tecnici della nostra società.